Ciao, sono Isabella, ti racconto un po' la mia storia. Sono una ragazza che ha sempre avuto come focus il corpo. Desideravo un corpo longilineo, bello tonico, compatto, ma sono amante del cibo, quindi le due cose non andavano proprio a braccetto. Però mi sono sempre dedicata e sempre ci ho filato dietro come fosse il mio unico progetto. Poi sono diventata mamma di due figli vicinissimi e lì mi mandano spesso via di matto. Questa cosa mi ha fatto cambiare un po' i punti di vista. Se prima il corpo era il mio unico focus, ora in realtà negli anni ho visto che il viso iniziava comunque ad essere stanco, le rughe iniziavano ad esserci di più, si dormiva poco e quindi mi sono iniziata a dire oddio, sì il corpo, ma la bellezza in realtà è quando le persone mi vedono, mi guardano e così ho iniziato a guardarmi attorno. Vedo moltissimi visi, tutti quanti uguali, quindi copia e incolla, tantissima chirurgia, tantissima plastica, tanto rifatto. E lì mi sono chiesta, ma è questo ciò che voglio? E la mia risposta è no. Io desidero l'unicità, quindi desidero che anche se c'è una ruga in più, dimostra ciò che siamo. Questa è la vera bellezza, quindi invecchiare nel miglior modo possibile. E questo, diciamo, è la mia missione, il mio progetto. E da lì è nato un turbine di idee, di progetti e insieme alla mia socia Elisa abbiamo iniziato a metterli a terra e così è nato Abisweet Face Specialist per poter dare a tutte le donne che come me si sono sentite non perfette, non bellissimi, l'alternativa alla chirurgia perché effettivamente c'è. Una cosa che molto spesso ho incontrato come, chiamiamolo, problema è il fatto che mi chiedano quanto costa. Il pensare sempre che costi meno della chirurgia estetica. In realtà il costo è uguale, solamente il post è differente. La chirurgia ti comprende un post operatorio, comprende che può essere che non ti piaci, un gonfiore in più, una parte più alta, una parte più bassa. Il nostro invece è un ringiovanimento naturale, quindi non si rischia mai di sbagliare, non ti vedi diversa, anzi ti vedi sempre più bella, ma bella per come sei tu. Quindi quando ti guardi ti riconosci e ci sei tu, la tua unicità. Anche quando ti vedono le persone, che è una cosa che poi questo mi dicono, che gli dicono che bella che sei, che ti vedo bene e questo per noi è una grandissima soddisfazione perché la bellezza davvero è unica e non c'è un prototipo e non dobbiamo essere tutte quante uguali. E così nasce appunto la nostra missione.